Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Antonino, a te la linea.
YMCA, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera da Strasburgo. Ebbene sì, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, che stasera trasmette dall'estero. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 920 di oggi, martedì 21 gennaio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net è diventato un bellissimo giornale online, quindi fesso chi non lo legge, perché vi perdete niente poco di meno che il nostro liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, e poi ancora perdete l'auto da fede di Giulio Cainarca, perdete la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Abbiamo cominciato con YMCA, inno ufficioso, lo possiamo dire, della campagna elettorale di Donald Trump. Inoltre voglio salutare la Castellana Sveve e il nostro Lawrence per il loro servizio prezioso anche questa sera. Perché vi trasmetto da Strasburgo? Non è che sono scappato e voglio morire come Bettino Craxi, no, non sono inseguito, non ho deciso di lasciare il paese, molto semplicemente domani qui all'Europarlamento alle ore 15:30 presenteremo il mio ultimo libro che ho realizzato grazie all'ex eurodeputata Anna Bonfrisco e l'intervento e la cooperazione della Fondazione Patriots for Europe, che voglio pubblicamente ringraziare. Il libro si intitola 10, la grande paura dopo il 7 ottobre. Sono 11 interviste in realtà ad altrettante personalità filo-israeliane o ebree che in Italia, in Europa, in Israele ci raccontano quanto è pericoloso dirsi a favore dello Stato ebraico in un momento storico come questo, anche se l'armistizio, la tregua, il cessate il fuoco risale a un paio di giorni fa, ma vedremo poi nel corso della trasmissione che il cessate il fuoco non ci vuole molto a farlo saltare, e quindi è una situazione abbastanza precaria. Resta il fatto che oggi come oggi dirsi sionisti o comunque a favore dello Stato di Israele significa essere messi nel mirino, criticati immediatamente a prescindere, finire oggetto di accuse, attacchi, alle volte anche abbastanza pericolosi. Domani, insomma, avremo modo di parlarne in questa presentazione, e poi giovedì al posto di Zoom voi vedrete la registrazione della presentazione di questo libro. Con me ci sarà il presidente della Fondazione Patriots for Europe, che è un eurodeputato di Fidesz, si chiama Andras Laszlo, e in particolare, insomma, ci saranno anche tutti gli eurodeputati della Lega, che chiaramente oggi c'è sessione all'Europarlamento a Strasburgo, quindi saranno molto probabilmente tutti là. Bene, noi cominciamo la nostra trasmissione e in particolare è il momento di far andare, se vi va, niente po' di meno che Diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi. Donald Trump, nel suo discorso in occasione della cerimonia di insediamento come Presidente degli Stati Uniti, ha voluto non solo confermare ma anche aggravare il suo ruolo di capitan fracassa del mondo intero. Probabilmente non poteva fare altrimenti. Nella sua allocuzione, anche per la sua brevità, Trump è risultato ancor più ultimativo che non durante la sua campagna elettorale. Da oggi però è facile prevedere che la sua attività sarà inevitabilmente meno fragorosa e diventerà più possibilista. Fra i tanti argomenti possibili prendiamo quello dell'immigrazione. Trump ha annunciato la deportazione in massa dei milioni di cittadini indebitamente immigrati negli USA.
A sentire le parole di Trump, lo sgombero avverrebbe in tempi brevissimi e con logiche di tipo militare. Contro questo tipo di intervento però ci sono delle leggi ben precise anche negli Stati Uniti, ma soprattutto ci sono gli interessi degli americani che campano magari senza accorgersene su questa imponente manodopera a basso costo e disposta a fare i lavori più. Un conto quindi è alzare barriere più sicure al futuro ingresso di immigrati, un altro è gettare tutti gli immigrati che già operano nel paese fuori dagli Stati Uniti. Sempre ficcante il direttore di Italia Oggi Pierluigi Magnaschi, che ringraziamo come sempre per il suo diritto al rovescio. Ma adesso è giunto il momento di Qui Parlamento con l'onorevole Rossano Sasso. Vai pure, Lorenz. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea reca disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi giochi della gioventù. Il testo al nostro esame è stato approvato all'unanimità dal Senato il 20 settembre del 2023. La convergenza unanime delle forze politiche si è verificata anche qui da noi alla Camera, dove nel corso dell'esame in sede referente svoltosi in Commissione Cultura, dopo aver proceduto all'abbinamento di due proposte di legge di opposizione di iniziativa del deputato Berruto e del deputato Amato, tutti i gruppi hanno concordato in ordine all'adozione come testo base per il seguito dell'esame del testo approvato dal Senato ed hanno altrettanto unanimemente rinunciato alla presentazione di proposte emendative. Ma vediamo all'analisi degli articoli, cercherò di essere abbastanza snello. L'articolo 1 reca le finalità e gli obiettivi della proposta. Ai sensi del comma 1, esso si propone di promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale parte integrante del percorso scolastico a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e l'espressione della personalità giovanile. A tal fine essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive secondo le attitudini e le preferenze individuali. L'articolo 2 reca l'istituzione dei citati nuovi giochi della gioventù. Sono istituiti dunque nuovi giochi della gioventù promossi e organizzati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Dipartimento per lo Sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche avvalendosi della società Sport e Salute SPA, sentite le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il Comitato Italiano Paralimpico. Dopodiché abbiamo l'articolo 3 che disciplina l'organizzazione dei giochi e nello specifico si prevede che lo svolgimento dei giochi è coordinato a livello nazionale dalla Commissione Organizzatrice Nazionale, composta da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dei Dipartimenti per lo Sport, per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, nonché per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Società Sport e Salute SPA, del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico. Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni competenti a dare un supporto. L'articolo 4 regolamenta le attività sportive per la partecipazione ai giochi. Nel dettaglio si prevede che, ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia, possono collegarsi in rete con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
L'articolo 5 reca misure di prevenzione sanitaria, mentre l'articolo 6 reca disposizioni transitorie e finanziarie. Segnalo altresì che, in considerazione del fatto che questo provvedimento è arrivato all'esame dell'Aula da poco, si rende Onorevole, mi perdoni, ma credo ci sia un problema col suo microfono, perché all'improvviso ha cominciato... Provi a usare quello accanto, vediamo se migliora. Mi scusi, Vediamo. Prego. Sì, è meglio, prego. Decisamente meglio. Dicevo, l'articolo 6 che reca disposizioni in materie finanziarie, e segnalo altresì che, in considerazione del fatto che questo provvedimento è arrivato all'esame dell'Aula da poco, si è reso necessario un allineamento temporale del dispositivo che si limita al solo anno scolastico 2024-2025, le cui attività inerenti ai giochi della gioventù sono già in corso. Dunque si prevede l'avvio in forma sperimentale dei giochi per gli anni 2024 25 e 25-26. In materia finanziaria, poi abbiamo il comma 2 che prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della norma, quantificati in 1 milione di euro per l'anno 2025 e 10,03 milioni di euro per l'anno 2026, si provveda in questo modo. Quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2025-2027 relativo al Ministero dell'Istruzione e del Merito. A queste risorse vanno aggiunte quelle già esistenti per lo svolgimento dei campionati studenteschi e a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonché quelle già stanziate e impegnate in attività in corso che fanno capo a Sport e Salute SPA. Gli stanziamenti citati consentiranno la chiusura delle attività dell'anno solare in corso, la pubblicizzazione, la promozione e la realizzazione dei giochi dell'anno scolastico 2025-2026. Quanto invece ai 10 milioni di euro per l'anno 2026, per 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo Unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, e per 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Le risorse per l'anno 2026 saranno finalizzate principalmente all'estensione dei nuovi giochi anche alle scuole primarie e al potenziamento per le scuole secondarie che già prevedevano queste competizioni delle attività esistenti per realizzare le finalità del provvedimento in esame. Il finanziamento in parola costituisce pertanto un mero limite di spesa in relazione al quale andranno concretamente commisurate le attività dei giochi, che si presume potranno avere uno sviluppo anche superiore dal punto di vista dei partecipanti rispetto a quanto avvenuto nel primo anno. E con questo ho concluso. Grazie, onorevole. La facoltà di intervenire la rappresentante del governo, si intende che si... Qui Parlamento. Brum, 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 il motore che ruggisce. Brum, 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 per strada fa così. Brum, 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 la macchina che... Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
A te la linea. E rieccoci di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Avete ascoltato alle 18:30 minuti e 7 secondi Alessandro Cicognini, il tema di Don Camillo dai mitici film di Fernandel e Gino Cervi del 1952. E noi ne parliamo per che cosa? Ne parliamo naturalmente per il rapporto sulla libertà religiosa che è stato reso pubblico nei giorni scorsi, 380 milioni di cristiani perseguitati. E con l'arrivo di Trump che cosa può cambiare in tutto questo? Soprattutto questo come influisce sull'immigrazione nel nostro paese? State a sentire che cosa mi ha detto la professoressa Anna Bono, africanista, contributor della Nuova Bussola Quotidiana, con cui abbiamo avuto una lunga ma credo interessante conversazione. Vai pure, Lorenzo. E allora questa sera io ho il piacere di ritrovare la professoressa Anna Bono, africanista, grande conoscitrice non soltanto dell'Africa ma anche del mondo cattolico, che qualche giorno fa commentava sulla Bussola Quotidiana questo fatto, cioè nel mondo ci sono qualcosa come 380 milioni di cristiani perseguitati. Parliamo della Cina dove esiste una chiesa cattolica clandestina, parliamo delle persecuzioni che avvengono per esempio nello stato indiano dell'Orissa dove si viene sbattezzati, l'intolleranza islamica sia a chi si converte al cattolicesimo e dunque colpevole di apostasia e dunque passibile di morte, sia anche che con i rapporti tra cattolicesimo e Islam nei paesi arabi. Ecco, professoressa, mi pare che emerga un'immagine, una fotografia molto deludente e molto preoccupante, o sbaglio? Non sbaglia, e anzi, la rappresentazione è preoccupante e soprattutto perché c'è un crescendo di se non di violenza nel senso proprio del termine, cioè persone attaccate, beni distrutti, di persecuzione intesa nel senso di quotidiane vessazioni, discriminazioni, marginalità, la sensazione più che fondata di essere cittadini di seconda categoria e soprattutto persone prive di tutela. Le situazioni più gravi, le situazioni più dolorose sono quelle dei cristiani che vivono in paesi dove sono consapevoli che quando subiscono degli abusi, delle ingiustizie, non possono contare sulle autorità del loro paese perché sanno provatamente che addirittura può capitare che da vittime vengano trasformate e considerate, denunciate come colpevoli. È una situazione che, come dicevo, si è andata aggravando sia perché aumenta la popolazione nei paesi in cui i cristiani sono perseguitati e sia perché molti governi non solo sono riluttanti, ecco, a difendere i diritti dei cristiani, ma sono loro stessi gli autori e i principali responsabili della persecuzione. Giustamente ne ha citati alcuni. Secondo un rapporto autorevole, perché autorevole è l'organizzazione che lo pubblica ogni anno, si chiama Open Doors questa associazione, e il suo rapporto riguarda i cristiani perseguitati monitorando un centinaio di paesi. Ecco, secondo questo rapporto che è appena stato pubblicato, nel mondo ci sono 380 milioni di cristiani che ogni giorno corrono il rischio di essere perseguitati in qualche misura, in qualche modo per la loro fede. Di questi 380, 310 vivono in paesi dove la persecuzione, le difficoltà di essere cristiani sono particolarmente gravi e considerando che tra i paesi che più perseguitano i cristiani ci sono appunto, come ha citato, l'India e la Cina,
mettendo insieme, sommando i cristiani che vivono in questi due paesi, abbiamo già 180 milioni di persone che sono in questa condizione. Infatti, appunto il rapporto di Open Doors, cito qua il suo articolo, molto ben documentato come sempre sulla Nuova Bussola Quotidiana. Open Doors descrive nel dettaglio forme e livelli di persecuzione di ogni paese. Nell'insieme sono da evidenziare alcuni fattori che incidono su gravità e diffusione della persecuzione. Il primo è il ruolo svolto dall'Islam. Sono islamici 8 dei 13 paesi in cui la persecuzione è classificata come estrema, e anche in un altro, la Nigeria, dove la popolazione è per circa la metà musulmana, la minaccia ai cristiani è rappresentata dai gruppi jihadisti e dall'etnia fulani islamica. La Nigeria si conferma il paese in cui si uccidono più cristiani, 3.100 su un totale di 4.476. Anche in 28 dei 37 stati nei quali il livello di persecuzione è definito molto elevato, è l'Islam il fattore principale o uno dei fattori determinanti che alimentano odio e intolleranza. È il caso ad esempio della Repubblica Democratica del Congo, a maggioranza cristiana, dove i cristiani, soprattutto negli ultimi anni, sono vittime delle forze democratiche alleate ADF, un gruppo jihadista originario dell'Uganda e affiliato all'ISIS, lo Stato islamico, che li rapisce, uccide e attacca chiese e strutture religiose. Ora faccio un po' la parte del signor Rossi al bar. Uno dovrebbe dire a questo punto, vabbè, ma a me che me ne frega? E la risposta è questa. La risposta è che intanto con la Nigeria noi ci facciamo affari, mi corregga se sbaglio, a base di petrolio. La seconda risposta è che dalla Nigeria sta arrivando una mafia molto forte che sta mettendo radici nel nostro paese. O sto dicendo fesserie, professoressa? Ma certo, ha ragione, la Nigeria è il paese in assoluto dove la violenza fisica nei confronti dei cristiani è provoca più vittime, e in effetti la Nigeria è il primo produttore di petrolio del continente africano, e ha detto giusto, e in effetti è diminuita la quantità di emigranti che arrivano in Italia, e parlo soprattutto di emigranti illegali, però il numero consistente, e purtroppo ha importato in Italia le mafie nigeriane, una realtà credo poco conosciuta, ma di cui bisognerebbe sapere di più e informare di più, perché le mafie nigeriane sono tra le più temute e insediate nei territori italiani, stanno facendo danni, ma non soltanto ai cristiani. La situazione della Nigeria, però, vorrei aggiungere, è una situazione proprio emblematica di come i cristiani si trovino presi non tra due fuochi, tra diversi fuochi, perché in Nigeria all'ostilità reciproca, tra l'altro, tra cristiani e musulmani si aggiungono altri fattori, soprattutto i fattori etnici. Cioè in Nigeria la persecuzione dei cristiani è in quanto cristiani, ma anche in quanto appartenenti a determinate etnie, e l'ostilità etnica, la conflittualità etnica è rafforzata dall'intolleranza religiosa e viceversa. E così abbiamo gruppi jihadisti, che sono due tra i più temuti, ma anche degli scontri che forse sono diventati il fattore, la minaccia maggiore, anzi senza forza, sono diventati la minaccia maggiore per numero di persone coinvolte, e questa minaccia deriva, lei l'ha citato, da un'etnia che si chiama Fulani, di fede islamica, ma che nei confronti dei cristiani ha anche un altro motivo di ostilità e di avversione, perché in Nigeria, la Nigeria è divisa
quasi in due, il nord islamico, il sud cristiano, ma anche il nord popolato tradizionalmente da popolazioni dedite alla pastorizia, il sud invece prevalentemente da popolazioni per tradizione dedite all'agricoltura. L'ulteriore motivo di scontro, di avversione sta proprio in questo: popolazioni dedite alla pastorizia e popolazioni dedite all'agricoltura che si contendono le risorse dei territori rurali. E le risorse sono terre fertili, pascoli, punti d'acqua per abbeverare e coltivare. È una situazione che determina non grandi scontri spettacolari, diciamo, con conseguenze, ma uno stillicidio di aggressioni, di villaggi attaccati per rubare il bestiame, e mentre si distrugge anche la chiesa, o viceversa si va per attaccare una chiesa e si approfitta dell'occasione per rubare bestiame e raccolti, altri beni, magari incendiare un villaggio con conseguenze disperanti per popolazioni che hanno già molto poco. Peggio ancora però sta succedendo in 3 paesi vicini, che sono il Mali, la Burkina Faso e il Niger, dove sono 3 paesi dove da alcuni anni ci sono stati dei colpi di Stato e quindi il potere in mano a dei militari, e sono 3 paesi a maggioranza islamica, e lì i cristiani non hanno proprio nessun tipo di tutela e di protezione. Non soltanto subiscono attacchi, ma vengono costretti ad abbandonare, lasciando ogni loro bene, vengono costretti ad abbandonare i villaggi in cui abitano. Parlo soprattutto di popolazioni rurali. Mi diceva un missionario in Niger che ormai nel suo paese i cristiani sono più o meno nella situazione di dhimmi. I dhimmi sono i cristiani che vivono in un paese islamico, ai quali si offre la possibilità di continuare a vivere e di rimanere cristiani, ma accettando di essere emarginati e soprattutto di pagare una somma che viene loro imposta, una specie di tassa. Ecco, in Niger questo sta succedendo ormai da parecchio tempo, con l'aggravante che, mi raccontava questo missionario, chi accetta sa che se lo fa l'anno successivo la cifra verrà raddoppiata e ancora, per cui la maggior parte delle famiglie decidono di andarsene, disperate perché spesso non sanno dove andare, ma sanno che anche pagando, e si tratta di un pagamento, una cifra, una somma che si esige per ogni maschio adulto. Cioè siamo quasi ai livelli, da un lato fa ridere, dall'altro fa preoccupare, perché ricorda un po' la tassa famosa sul celibato che mise Mussolini sugli scapoli per costringerli appunto a sposarsi, e qua invece tu puoi essere libero ma dietro pagamento di una tassa, che è una cosa che fa a cazzotti con i diritti dell'uomo e segnatamente la libertà religiosa e di coscienza, che viene invece riconosciuta in Occidente. Questo perché l'Occidente è brutto, sporco, cattivo e gli puzzano anche i piedi, già che ci siamo. Ma senta, però vede, lei giustamente ha detto fulani, questo gruppo ADF jihadista affiliato all'ISIS, e allora mi viene in mente un altro simpatico paese, noto tutore dei diritti umani, Iran. Cioè c'è poco da fare, l'Africa, malgrado siano passati gli europei, malgrado la decolonizzazione degli anni 60, l'Africa continua a essere colonia, e stavolta i padroni sono ben peggiori, mi permetto di dire.
Mi sta facendo una domanda Sì, o sì, fa è o è una un'osservazione che faccio, considerazione? non so se non so lei come la veda, ecco. Ma io tendo a considerare, a studiare, osservare i fenomeni africani dal punto di vista africano e poi considerando eventuali interferenze esterne. Quello che è veramente politicamente scorretto dire è che uno dei problemi del continente africano e dei cristiani che oggi vivono, che sono tanti nel continente africano, è stata prima della colonizzazione europea, quella islamica, quella arabo-islamica. Se oggi in Africa milioni di cristiani sono perseguitati, subiscono violenze, vivono nella situazione che stiamo descrivendo, è perché molti secoli fa, molto prima della colonizzazione europea, subito dopo la morte di Maometto, gli islamici non hanno lasciato la penisola arabica, dalla penisola arabica hanno cominciato a muoversi verso occidente e hanno man mano, in tempi anche abbastanza brevi, conquistato prima l'Africa del Nord e poi incominciando a scendere verso sud. Ecco, È un aspetto di cui non si parla praticamente mai, anzi parlare di colonizzazione arabo-islamica davanti a al pubblico spesso lascia attoniti perché non si dà che ci sia stata una colonizzazione arabo-islamica, così come non si vuole parlare della tratta arabo-islamica degli schiavi e si parla soltanto di quella transatlantica. Però, ripeto, una delle considerazioni che invece vanno fatte è proprio questa: se oggi tanti cristiani in Africa patiscono è perché questo continente è stato colonizzato centinaia di anni fa e quindi le popolazioni africane sono state convertite più o meno a forza o più o meno per convinzione all'Islam. Quando poi l'Islam integralista, quello jihadista, prende il sopravvento, ecco che allora inizia il jihad, inizia la guerra santa in Africa per lo più, non tanto per convertire all'Islam la popolazione cristiana, quanto per eliminarla, sopprimerla, o costringendola ad andarsene o uccidendola. Ecco, tanto per chiarirci. Sì. Però in tutto questo, a proposito di ingerenze, di interferenze, ci sono poi delle interferenze che da un lato abbiamo, cioè mi pare che l'Africa stia andando dalla padella alla brace, perché da un lato abbiamo le ingerenze e i retaggi della colonizzazione arabo-islamica, dall'altro abbiamo l'amministrazione di Biden che oggi tra qualche ora sarà finalmente consegnata alla storia, che al Ghana addirittura aveva imposto alcune cose in nome del woke e del rispetto dei nuovi diritti LGBT. Che cosa voleva Biden dal Ghana? Durante l'amministrazione di Biden hanno acquisito potere e quindi capacità di influenzare le sorti persino di popolazioni lontane, le lobby LGBTQ, cioè le lobby che combattono per affermare i diritti degli omosessuali. Il Ghana è un esempio, ma non l'unico in Africa, di quanto abbiamo appena detto, perché il Ghana nel 2021 ha iniziato un iter per rafforzare e rendere più severa la già esistente legge che proibisce i rapporti omosessuali
e la promozione dell'omosessualità nel paese. Dal 2021 questa legge è iniziato l'iter di questa legge che è stato avversato e ostacolato anche dopo che nel febbraio del 2024 il Parlamento l'ha poi finalmente approvata. Cosa è successo? Che il Ghana è un paese in gravi difficoltà economiche, ha un debito estero molto grosso e quando la legge è stata approvata in Parlamento e il Presidente della Repubblica doveva ratificarla, promulgarla, il Ministro delle Finanze, dell'Economia e delle Finanze, si è fatto avanti dicendo che, e aveva ragione, c'era il rischio che se la legge fosse entrata in vigore, le trattative che il Ghana aveva in corso con la Banca Mondiale, con altri istituti di credito, e aveva già dichiarato default nel 2022, c'era il rischio, anzi quasi la certezza, che per ritorsione sarebbero state sospese queste trattative con delle conseguenze, e non solo in termini di rinegoziazione del debito, cosa che era molto importante, ma anche in termini di nuovi prestiti, nuovi finanziamenti di cui si stava trattando per miliardi di dollari. Il risultato è che la legge, usando come pretesto che bisognava verificare se non violasse qualche articolo della Costituzione, la legge non è stata firmata, il Presidente ha rimandato di settimana in settimana la firma, finché ci sono state le elezioni alla fine dell'anno. È entrato il 7 di gennaio in carica il nuovo Presidente, il nuovo Capo dello Stato, e che ha dichiarato, ma giustamente, che in base alla Costituzione tutte le leggi che non erano state promulgate dal suo predecessore praticamente decadevano e bisognava ricominciare da capo. Ecco, tanto per gradire. Ma non è successo soltanto in Ghana, una situazione analoga si è verificata in Uganda, dove di nuovo una legge precedente è stata emendata rendendola più severa nei confronti degli omosessuali, e lì però le cose sono andate avanti in modo un po' diverso. La Banca Mondiale, che doveva erogare un prestito, ha sospeso l'erogazione sostenendo che non avrebbe più finanziato programmi in Uganda se non aveva la garanzia e parlava soprattutto di quelli assistenziali, che tutta la popolazione senza discriminazioni vi potesse accedere. Questo ha fatto, e però il Presidente dell'Uganda ha replicato che se non poteva più contare sui prestiti della Banca Mondiale, il paese si sarebbe aggiustato in qualche altro modo e, se necessario, avrebbe fatto ricorso a prestiti da parte di altri donatori, ben sapendo che in effetti poteva succedere. Alla fine, direi, proprio dalle ultime notizie, in questo caso è la Banca Mondiale che ha ceduto, perché ha annunciato proprio di recente che avrebbe ricominciato a finanziare i programmi che erano stati sospesi, ma con un monitoraggio rigoroso per accertarsi che nessuno, solo per il fatto di essere omosessuale, ne fosse escluso. È certo che questi sono due casi, ma se ne sono verificati anche altri, e questo non ha giovato ai buoni rapporti tra gli Stati Uniti e il Ghana, l'Uganda e altri paesi. Ecco, possiamo dire che con oggi la pagliacciata è finita. Trump che atteggiamento avrà verso l'Africa?
Ma se rimaniamo su questi aspetti, la preoccupazione in Africa è che, e credo sia giustificata, è che Trump valuterà con attenzione se e a chi concedere aiuti, parlo soprattutto degli aiuti umanitari. D'altra parte, se posso fare un mio commento, non c'è da scandalizzarsi poi così tanto che un paese ponga delle condizioni alla concessione di prestiti. La questione è che se si tratta di una lobby, se si tratta di una minoranza, possiamo considerarla una pretesa e non essere d'accordo, ma quando è un governo, in questo caso il governo degli Stati Uniti, che decide se e a quali condizioni concedere aiuti, prestiti, finanziamenti, questo mi sembra anche legittimo. Come ha dichiarato proprio, credo 2 giorni fa, il responsabile di un programma, di un consistente programma di aiuti ai paesi poveri, mi spiace non mi ricordo il suo nome, americano comunque, sotto l'amministrazione Trump, per quel che mi riguarda, neanche $1 americano verrà usato se non a fini che il popolo americano ritiene appropriati e ritiene giusti. Capito. Un conto è il ricatto, un conto effettivamente usare bene il denaro pubblico, che come sappiamo bene, perché ce l'ha insegnato Margaret Thatcher tanti anni fa, non esiste, esiste solo il denaro che entra nelle casse di uno Stato grazie alle tasse, grazie ai contributi dei cittadini di quel paese, e quindi anche giusto, anzi è priorità di un'amministrazione fare buon uso rispecchiando le aspettative e le volontà di una collettività, di un paese, di una nazione. L'altro discorso, se posso aggiungere questo, è che anche questo è un argomento politicamente scorretto forse, ma e di cui comunque si parla assai poco. Come è possibile che 54 stati, tanti sono gli stati africani, a decenni e decenni dall'indipendenza, e essendo praticamente tutti benedetti da risorse naturali di incalcolabile valore, ancora per quel che riguarda l'assistenza, i servizi sanitari e non solo, debbano dipendere da aiuti internazionali e non siano in grado di provvedere da soli. Parlavamo della Nigeria. La Nigeria è un paese ricchissimo, come ho detto, primo produttore di petrolio, e produce e esporta petrolio da 70 anni. Che abbia bisogno di aiuti internazionali nel settore della sanità o in altri settori è un fatto che va considerato e che certamente. Professoressa, senta, per chiudere, come si fanno a tutelare questi poveri cristiani perseguitati nel mondo con un papa filo-islamico come questo? Ma tutelarli è difficile, perché è sempre difficile intervenire in stati sovrani che dispongono. Secondo me, intanto far sapere che cosa succede a questi cristiani è già una missione importante, ed ecco che io per esempio da anni curo un blog in cui quasi quotidianamente racconto le miserie dei cristiani che abitano nei paesi in cui vengono perseguitati.
non so quanto si possa fare concretamente per aiutarli, ma non farli sentire soli, far sapere che nel mondo si parla di loro, che si prega per loro, perché sono, vede, noi parliamo dei cristiani perseguitati, l'abbiamo fatto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Finora parlandone in quanto vittime di persecuzione, ma i cristiani perseguitati nel mondo sono anche un esempio di fede, di devozione straordinaria, e quindi può sembrare strano a noi occidentali sempre più secolarizzati, a dei cristiani che vivono in Mali, in Cina, in Pakistan, già sapere che qualcuno prega per loro è importante, perché loro credono fermamente che la preghiera serva. Infatti. C'è un'altra cosa che vorrei dire però dei Prego. cristiani perseguitati che mi sta sempre molto a cuore. Parlare di loro ci serve in Italia, in Occidente, se si è cristiani, se si è credenti, per ricordarci che cosa è la fede, perché sono dei testimoni di fede, sono testimoni di fede che non so come dirlo, dovrebbero confortarci, ecco. Noi confortiamo loro con le preghiere, facendo sapere che siamo consapevoli e soffriamo per la loro condizione, ma anche loro, il loro modo di essere cristiani dovrebbe esserci di conforto, perché ci ricorda che cosa vuol dire essere cristiani, e che esiste ancora una fede cristiana profonda. E poi c'è ancora un altro aspetto nella vita dei cristiani perseguitati, non dico di tutti, perché mica tutti sono degli eroi, ma la loro capacità di continuare a vivere nei paesi in cui sono perseguitati, riuscendo a se non a dimenticare, a perdonare le violenze, le ingiustizie che subiscono. Io raccolgo da anni testimonianze, storie di cristiani perseguitati nel mondo, e quello che mi colpisce è la loro generosità, la loro capacità di continuare a vivere con un vicino di casa che magari gli infligge torti e ingiustizie, gli ha fatto del male, eppure senza vivere con risentimento e con odio questa situazione. Guardi che può capitare che raccolgano, penso a dei casi concreti, raccolgano per un anno abiti, cibo e altro per poi distribuirlo ai poveri, e che poi gli venga rubato, o per dispetto sia dato fuoco al magazzino in cui lo conservano. Ebbene, ricominciano pazientemente a raccogliere abiti, coperte, cibo, per poterlo poi donare, e non soltanto agli altri cristiani, è questo poi che ne fa dei testimoni, ma a chiunque ne abbia bisogno. Distruggono, bruciano una chiesa, e loro per tutto il tempo in cui non riescono a ricostruirla si adattano a celebrare la messa, i sacramenti all'aperto sotto una tettoia, e tuttavia non ricambiano, non ci sono casi di cristiani che allora vanno a bruciare una moschea. Infatti. E questo, ecco, e questo anche va raccontato, la forza di chi è cristiano e vive nella sua vita quotidiana cercando di applicare
i sacramenti, i precetti del cristianesimo. Quindi ama il tuo prossimo come te stesso e via dicendo. E meglio non si poteva dire. Professoressa, grazie come sempre del suo tempo. Grazie a lei e speriamo che questi cristiani perseguitati che nell'anno prossimo questi cristiani perseguitati risultino essere di meno e che qualcosa succeda, ma ne dubito, perché l'antagonismo, l'ostilità a base religiosa è un sentimento veramente molto forte. È vero, è proprio così. E quindi in questa fase storica è un sentimento molto, molto forte e quindi non possiamo aspettarci dei miglioramenti nel prossimo futuro. Poi, come lei mi ha chiesto, si può fare qualcosa dall'esterno, da fuori si può fare ben poco, così come per risolvere altri problemi, anche questo ci si deve rassegnare al fatto che dipende dalla volontà e dalle risorse di ogni comunità, di ogni Stato. Appunto. Grazie ancora. Grazie a lei. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come Uriali, anni di fatiche, botte, vinci casomai mondiali.
Ma lui non è un mediano, anzi lui è un grande attaccante. Alle 19, 9 minuti e 40 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Per In attesa di giustizia abbiamo con noi ancora una volta l'avvocato Claudio De Filippi insieme con il protagonista di questa serata, l'ingegner Sibilia. Buonasera a entrambi. Salve a tutti, ciao caro Antonino. Allora, avvocato, anche stasera parliamo di tasse pesanti. Cosa è successo all'ingegnere? Allora, praticamente la scia preferita dalla nave di Radio Libertà e che sventa la bandiera Lega è praticamente il mare delle tasse. Quindi noi sappiamo che non ci sono solo le tasse ordinarie, ma ci sono anche i tanti piccole tasse, balzelli che riguardano appunto le minime tasse, e queste minime tasse riguardano anche i contributi unificati. Quindi di questo parliamo stasera, cioè praticamente l'ingegner Sibilia che ha avuto tutta una serie di vicissitudini con tante, diciamo, cause per materia tributaria, per contestazioni, si è visto recapitare, poi ce lo confermerà eventualmente lui, ben circa 30.000 euro, udite udite, di contributi unificati. Però... Quindi, attenzione, non è che l'ingegnere avesse cause da miliardi di euro, aveva cause di importo rilevante sicuramente, ma non aveva delle tasse, delle cause mostruose per cui pagare delle cifre di questo genere. E quindi adesso io volevo un attimo dare la parola a lui per che ci illustrasse un attimo che cosa è successo. Ingegnere, buonasera e ancora benvenuto. Cosa le è successo? Buonasera a voi. Semplicemente due vicende giudiziarie di importi relativamente bassi, i cui contributi iniziali dovevano essere intorno al migliaio di euro, si sono quadruplicati per arrivare alla cifra che citava prima l'avvocato. Noi potremmo offrire quella cifra. Tra l'altro già alla prima emissione dei contributi queste erano stati impugnati presso la tributaria, dopodiché non so perché si sono raddoppiati ulteriormente. E l'altra cosa che mi lascia molto perplesso è che queste che sono delle tasse a tutti gli effetti non è possibile rateizzarli nella prima emissione, cioè bisogna attendere le cartelle esattoriali e poi sperare di poter rateizzare dopo, e questa è una follia. Ecco, appunto, allora a maggior ragione le chiedo cosa avete cercato di fare insieme con l'avvocato? Insieme con l'avvocato stiamo analizzando due situazioni che sono, a mio avviso, presentano delle forti anomalie, e poi impugneremo entrambi tutti e quattro gli avvisi che sono arrivati. Insomma. Sì. Ecco, avvocato. Eccoci appunto. Qui siamo sempre alle solite, non si può trattare con l'amministrazione in pratica. Allora, caro Antonino, la situazione ormai abbiamo fatto tante puntate che parlano bene o male di tasse. Adesso la questione più rilevante nell'ambito dei contributi unificati, infatti questa trasmissione secondo me è molto di attualità, perché è uscita una legge al 31/12/2024, già il tempo è sospetto, diciamo, no? come tempistica, per cui è uscita una legge che afferma che il cittadino per iscrivere le cause a ruolo deve pagare 43 euro immediatamente, altrimenti al 10° giorno di scadenza la cancelleria non accetta il fascicolo e quindi viene dichiarato estinto il procedimento. Quindi decadono anche i termini, cioè a volte no, ma a volte possono decadere. Quindi sostanzialmente il cittadino si trova a non poter, iscrivere.
Allora, questa legge è uscita, non una legge, ma una circolare, che è una legge secondaria, non è una normativa primaria, che va a confliggere con l'articolo 307 bis del Codice di procedura civile, il quale dice che è il giudice che deve semmai imporre al cliente, al consumatore, all'utente della giustizia il pagamento e dandogli 30 giorni. Se tu invece gli dici entro stamattina, una cancelliera oggi mi chiama e mi dice entro stamattina fra mezz'ora deve suo cliente, perché noi avvocati non siamo tenuti a pagare i contributi, certo. nessuna norma al mondo, e quindi sostanzialmente dice se il suo cliente non paga entro mezz'ora 43 euro, noi facciamo radiare la causa. Allora questa situazione sta facendo vittime, nel senso che molte cause si stanno cancellando e i cittadini perdono la possibilità di adire alla giustizia. Allora mi sembra che questo, che è una radio politica, Radio Libertà, no? e quindi ascoltata, tanti politici, tante persone influenti, Roma e anche oltre, praticamente possano capire che questa circolare è una circolare che danneggia l'immagine intanto dello Stato di diritto, perché tutti dobbiamo adire alla giustizia, dobbiamo avere la possibilità di farlo. Poi, se il cittadino deve pagare 43 euro, il problema non c'è, gli si impone di farlo, il giudice dice se tu entro un mese, come dice l'articolo 307, non paghi 43 euro, allora io sono costretto, va bene, quello lo posso capire, ma se tu mi fai la tagliola dopo mezz'ora, un'ora, 2 ore, 3 ore, diventa proprio impossibile, anche perché il cittadino a volte è in difficoltà a pagare, non riesce a trovare il modo di farlo, non riesce a comunicarlo. Allora questa circolare secondo me deve essere rettificata, questo è quello che chiediamo, perché ovviamente anche l'avvocatura ha fatto delle dichiarazioni sulla stampa, nel senso che non si può, diciamo così, tagliare, tranchant, tout court, qui il francese si spreca, chiudere il processo in poco tempo. Se tu me lo devi fare deve essere il giudice, non il cancelliere. E allora ecco che ci sono dei casi che non riguardano il povero ingegner Sibilia con la sua odissea giudiziaria ovviamente, ma riguardano altri cittadini che si sono visti dire no, basta, la tua causa è finita. Allora a questo punto io ho messo insieme questi due elementi. Chi ovviamente, e quindi torniamo a bomba con l'ingegnere, poi gli farò eventualmente se posso una domanda. L'ingegnere si trova a dover pagare delle sanzioni che variano dal 100% al 200%, minimo e massimo. Allora, attenzione, il decreto di settembre 2024 ha ridotto le sanzioni al 70%. Perché ancora chiedere il 100 e il 200%? Ecco, questo è. Allora io chiedevo all'ingegner Sibilia se ci può confermare che dei suoi 30.000 sono 10.000 i contributi, che è già una cifra enorme direi, e circa 20.000 le sanzioni. Ecco, su questo aspetto se ci può dire qualcosa. Ingegnere, prego. Sì, allora le sanzioni sono circa, come diceva l'avvocato, circa 20.000 euro. Sì. Pronto? Sì. Sì? Ecco, non sentivo, scusami. Non si è sentito? Non si è sentito. No, dicevo che, come diceva l'avvocato, le sanzioni sono circa 20.000 euro, sì. Come? Oh, benissimo. Allora, questo discorso, io l'ingegnere dicevo, si può eventualmente impugnare questa situazione, e l'ingegnere ha deciso di farlo, per cui nel momento in cui le sanzioni sono così elevate, si chiede al giudice, caro giudice, devo pagare 10.000, che è già una cifra molto molto importante, va bene, le voglio pagare a rate. Allora, in un intervento che abbiamo avuto quando, se ti ricordi Antonino, era stata invitata la senatrice della Lega di Parma Cavandoli, sì. La socia Gianna, la mia socia di studio, avvocatessa Gianna San Micheli, aveva fatto un riferimento che c'è una norma che dice che i contributi unificati non si possono rateizzare. Interesse dello Stato sarebbe rateizzare come per esempio il caso dell'ingegnere, il quale dice, senti, devo pagare 8.000, non lo so quello che è,
io lo voglio pagare a rate. Quante rate? Allora sulle rate noi sappiamo che si può arrivare anche a 120 rate con le nuove norme, eccetera, eccetera, ma questo è. Invece se i contributi sono così pesanti e bisogna pagarli insieme alle sanzioni che rendono tutto 3 volte, indubbiamente il cittadino si trova nell'impossibilità di farlo. Secondo me questa norma va cambiata, per cui la rateizzazione del contributo unificato, come ormai tutto, deve essere, perché sono pesanti, appunto, dicevamo, e qui l'ingegnere ne è prova vivente, dicendo stasera, devono essere considerati e quindi deve essere considerata da parte del legislatore questa riforma che potrebbe essere favorevole sia per i cittadini ma anche e soprattutto per lo Stato. Detto questo, volevo fare una domanda all'ingegnere, ho anticipato, ma le cause tue, ingegnere, se posso dare del tu, mi sono permesso, che cosa riguardavano? Che cifre riguardavano? Perché se uno dice arriviamo quasi a 30.000 euro, avrei avuto delle cause da milioni di euro, non lo so, io dico, ecco questo che devo. Quanto era il valore più o meno di queste cause? Allora, una causa al Tribunale di Trento riguardava un importo di circa 13.000 euro con una società di cartolarizzazione. L'altra al Tribunale d'Appello di Milano, alla Corte d'Appello di Milano, riguardava purtroppo il fallimento della mia società avvenuta nel 2012 per una richiesta senza nessuna base del curatore fallimentare di 2,5 milioni, che poi sono stati, come dire, identificati nell'ambito del giudizio non essere più di 700.000 euro di rimborso, ma senza nessuna, come dire, senza nessun tema legato a situazioni fraudolente. Hanno riconsiderato. Ma poi questa causa è finita o ancora in itinere? Questa causa è ancora in itinere perché siamo andati in Cassazione. Quindi non si sa ancora quale sia l'esito, da 700.000, da 2 milioni a 700.000 e può essere anche da 700.000 meno, oppure sarà confermata, non si sa. Volevo chiederti un'altra cosa molto importante, anche il motivo per cui sei stato invitato in trasmissione. Allora, l'ingegnere ha adito la famosa, un po' più famosa, diciamo, non troppo famosa legge sul sovraindebitamento, la legge 3/2012. Mi confermi questo fatto? Che hai fatto comunque questo fatto? È vero. Ecco, presso il tribunale di, se mi dici il tribunale, non mi ricordavo, tribunale di Vicenza. Allora, è stato approvato, correggimi se sbaglio, perché poi non l'hai fatto tramite, ma tramite un altro avvocato, alla fine, inizialmente lo feci io, poi sei andato avanti con un altro, ma dicevo che con questo collega hai ottenuto una liquidazione, se non sbaglio, una liquidazione patrimoniale, è giusto? Sì, esattamente. E quanto hai risparmiato rispetto ai tuoi debiti generali, se posso chiederlo? I beni sono stati liquidati parzialmente i creditori e sono in attesa che il giudice emetta il decreto di esdebitazione che è stata richiesta a settembre-ottobre dello scorso anno, al termine dell'iter dei 4 anni della legge Tasso. Sì. Quanto hanno ricavato i creditori rispetto al sovraindebitamento che hai espletato? La liquidazione del patrimonio complessivo è stata all'incirca di 300.000 euro a fronte di... bisogna tener conto che ci sono nel novero dell'indebitamento ci sono i 700.000 euro del fallimento e il totale saranno circa 800.000 euro con le tasse. Quindi diciamo che hai pagato 30%, 40, 35%, una cifra del genere, vado vicino? Più o meno un 30%, sì, più o meno sì. Allora questo per cui il caso dell'ingegnere è interessante, l'aspetto dei contributi unificati e tutto quello che riguarda appunto la sanzione
che è stata giudicata anche dalla Corte di Cassazione eccessiva, quindi è stata fatta ridurre, la Corte di Giustizia del Lussemburgo e quant'altro, la proporzionalità della sanzione di cui abbiamo parlato tante volte. Ma nello stesso momento interessante il caso dell'ingegnere, perché lui si rivolge al tribunale per essere aiutato col sovraindebitamento. Allora che cosa succede? Succede che tutti i debiti, una gran parte dei debiti, diciamo l'80% dei debiti sono stati tagliati al 30 più o meno per cento. E poi con l'esdebitazione cosa significa? Che l'esdebitazione significa che il giudice, valutata tutto il comportamento della parte e dopo i 4 anni, dice benissimo, allora estinguiamoli, tutti il restante 70% viene estinto. Questa è un po' l'esdebitazione in soldoni. E invece ci sono però dei crediti, dei debiti che dipende dal punto di vista che stanno fuori rispetto al sovraindebitamento, e questi crediti e debiti non possono rientrare o difficilmente possono rientrare nell'ambito della esdebitazione, perché ormai è una conclusione di una fase, e quindi ecco che i 30.000 di cui parliamo del contributo unificato, l'ingegnere si trova a doverseli pagare. È giusto questo che sto dicendo o faccio qualche errore? No, allora, è formalmente corretto. L'unica cosa per quello che riguarda queste due richieste, che erano già state avanzate in precedenza e avevamo impugnato, è che occorrerà controllare che non siano all'interno già della procedura, tra l'altro. Certo. Perché sono del 2020, quando la procedura era ancora in corso. Certo. Ma se non ci fossero, è giusto quello che dico io, cioè se non ci fossero, tutto il resto ti rimane questo. Li dovrei pagare. Ecco, una domanda sul sovraindebitamento, visto che tu appunto l'hai praticato e anche ne hai beneficiato. Il sovraindebitamento, secondo te, può avere dei miglioramenti o ti sei trovato in una procedura ottima da non modificare? Ma insomma, diciamo che di ottimo non c'è granché. L'ho trovata un po' troppo lunga, e soprattutto nella fase finale, quando l'OCC fa la sua relazione, manda le comunicazioni eccetera, il giudice non fa direttamente che non espleta anche l'esdebitazione della persona, ma è la persona che deve subito dopo aver ottenuto la chiusura del procedimento attivarsi con un legale, chiedere l'esdebitazione e aspettare ancora dei mesi, e mi sembra una farraginosità che si può evitare. Sì, la legge sul sovraindebitamento necessita di tante modifiche, ce ne sono state ma non sono sufficienti. La burocrazia della legge 3 è molto forte, i tempi medi sono molto lunghi, quindi servirebbe una maggiore concretezza e una maggiore velocità. Ma quello che dice l'ingegnere è vero, cioè nel momento in cui io faccio un'esdebitazione, io non devo farla entro e non oltre un anno dalla chiusura della legge 3, se no non la posso fare più, perché già questo termine mi sembra inutile, anche perché non si capisce. Vabbè. Ma soprattutto deve essere più fatta in modo veloce, non una nuova procedura che si innesta su quella già conclusa, ma deve essere un tutt'uno con quell'altra. Quindi ecco, tutto questo dovrebbe essere automatica la debitazione, su questo sono d'accordo, non ci dovrebbe essere termine, non ci dovrebbe essere nulla. Comunque diciamo una cosa, che io sono sempre un fautore della legge 3, da quando l'ho conosciuta, l'ho sposata da un punto di vista professionale, e ritengo che sia sicuramente da modificare, però che sia una speranza concreta, è l'unica volta speranza concreta per molti debitori. Quindi questo faro nel tunnel è importante, perché dà speranza a tante persone. Tante persone non sanno che appunto la legge si chiama anche salva suicidi, che molti per debiti hanno fatto delle scelte drammatiche, anticonservative, e questo non deve avvenire. I debiti si possono regolare anche con il sovraindebitamento.
Vi chiedo 10 secondi di pausa, poi ci avviamo alla conclusione di questa nostra chiacchierata. Tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E rieccoci sempre in attesa di giustizia con l'avvocato Claudio De Filippi e l'ingegner Sibilia. Stiamo parlando appunto di tasse qui a Zoom. Il drive time in mezzo ai fatti 19, 29 minuti e 42 secondi. E adesso quali sono i prossimi passi? Allora, con l'ingegnere faremo le cause che ci siamo ripromessi di fare per avere la riduzione di tutto quello che ci siamo detti. Però io volevo fare una considerazione generale. Tu lo sai, caro Antonino, che c'è un argomento che ci piace molto, secondo me piace anche molto a te, non vorrei sbagliare, è appunto la rottamazione quinquies. Sì. E questa aiuterebbe molte persone, compreso l'ingegnere, anche nel caso dei contributi unificati, sicuramente ci rientrerebbero anche loro, e quindi molti cittadini chiamano, so che chiamano anche in radio, so che chiamano a tanti riferimenti politici che hanno, diversi, eccetera, eccetera, nella fattispecie della Lega, ovviamente la Radio Libertà è un punto di riferimento, per chiedere, è una grande aspettativa, quando arriva la rottamazione quinquies. E questa grande aspettativa molti cittadini guardano alla Lega, che è la forza politica più sensibile, anche nell'ambito del centrodestra, ma in generale, che punta ad aiutare concretamente i cittadini, aiutare professionisti, artigiani, commercianti, partite IVA, gente che rischia tutto quello che ha per fare ovviamente impresa. E quindi a volte, ingiustamente, spesso purtroppo, sono un po' criminalizzati, un po' considerati poco, quando invece io faccio questo riferimento qua, nel mondo anglosassone, che tanto ama ovviamente Antonino, per esempio, la considerazione di un imprenditore è molto maggiore, perché veramente rischia tutto e quindi lo fa perché ama quello che sta facendo. Quindi speriamo veramente che ci siano a breve novità su questo ambito, che potrebbero essere positive non solo per i cittadini, ma soprattutto anche per lo Stato. Eccellente, allora grazie a entrambi, grazie per essere stati con noi e appuntamento la prossima settimana sempre con In attesa di giustizia, i casi dell'avvocato De Filippi. Buonasera a entrambi. Salve. E adesso si balla con i Brother Johnson, Stomp del 1980. Se ce l'avete andiamo.
A te la linea. Grazie, i Brothers Johnson con Stomp nel 1980 sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, le 19, 36 minuti e 18 secondi, 0292947222 se volete intervenire per telefono, oppure 340-670-9659 se volete dire la vostra attraverso Zappa o WhatsApp, che dir voglia. Sì, noi siamo quasi addirittura d'arrivo. Ho qui sul tavolo la televisione accesa sul France 5, ovviamente con il muto, poi io non conosco il francese, o meglio, qualcosa la intuisco, ma niente di che. C'è la Presidente dell'Assemblée nationale, il Parlamento, la Camera Bassa del Parlamento francese, mamma mia, tutti con le facce tirate per le nuove decisioni prese da Trump. Sapete che c'è che io ho l'impressione che c'è tanta paura che vinca la Le Pen. Io ho questa strana sensazione, signore e signori, per cui vedremo. Abbiamo una telefonata, mi pare. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele. Un saluto, noblesse oblige, bonsoir à tout le monde, madame, monsieur, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, monsieur. Oh là là. E dunque, su Radio Libertà, la talk radio, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna, e adesso c'è il punto di Michele Caruso. Vai. Gli Stati Uniti fuori dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'accordo sul clima di Parigi, la grazia rivoltosi del 6 gennaio e l'allentamento delle regole per consentire licenziamenti più facili per i dipendenti federali. Donald Trump, durante il suo insediamento nell'Inauguration Day, ieri alla Casa Bianca, ha lanciato la sua Revolution del buon senso per voltare pagina rispetto agli ultimi 4 anni all'era Biden, e avviando questa nuova era per gli States. Revocando 78 dei decreti esecutivi di Joe Biden, il Presidente ha firmato una serie di provvedimenti per imprimere da subito il marchio dell'America First alla sua Casa Bianca. E così il mio Presidente ha ritirato gli USA i 2 accordi internazionali considerati dal nuovo corso MAGA un fardello per gli Stati Uniti. Trump ha firmato un ordine che ripristina la pena di morte federale, cancellando la moratoria voluta da Biden. Il Presidente ha ordinato anche al Procuratore Generale di chiedere la pena capitale indipendentemente da altri fattori, quando il caso riguarda l'uccisione di un agente o reati capitali commessi da uno straniero legalmente presente nel paese, nonché di intraprendere tutte le azioni necessarie e legali per garantire che gli Stati abbiano abbastanza farmaci per l'iniezione letale. Solo 3 imputati restano nel braccio della morte dopo che Biden ha convertito una quarantina di condanne a morte inergastolo. E poi la pausa del divieto di TikTok. Il provvedimento firmato precisa anche che ci sono solo 2 generi, maschi e femmina. Le agenzie federali smetteranno di pretendere che gli uomini possano essere donne e che le donne possano essere uomini nell'attuazione delle leggi che tutelano contro la discriminazione sessuale. Si legge nel provvedimento: il Golfo del Messico cambia nome, diventa Golfo dell'America, e poi c'è la revoca dei stati per i veicoli elettrici, via lo soldi. Quindi, come promesso in campagna elettorale, Trump ha ordinato l'abolizione della cittadinanza dei bambini immigrati che sono nel paese illegalmente. Lo stop inizierà già tra un mese, emergenza nazionale a confine con il Messico. Dunque deve essere caduta la linea. Sì, sono decisioni molto toste, le abbiamo raccontate ieri in diretta, ma credo siano decisioni volute dal popolo americano, che evidentemente di un certo modo di pensare non ne aveva più desiderio. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi è là? Nando da Pioltello, Antonino. Ciao Nando, ben trovato. Antonino, un'oretta fa mi hai regalato musica per le mie orecchie con quell'intervista, perché Open Doors è un'associazione che conosco, e uno dei motivi per cui la conosco è che c'è un pioltellese che fa volontariato in quella onlus da parecchi anni. Mi fa piacere. È nato a Pioltello Vecchio, è una famiglia pioltellese da generazioni, molto conosciuta e stimata in paese, tutti piccoli commercianti, piccoli artigiani. Lui è l'unico che ha studiato, sono molto vicini alla Lega peraltro,
E quando ha sposato una ragazza che era già impegnata con Open Doors, si è impegnato anche lui, e se vai a vedere i video della sezione italiana, porteaperteitalia.org, è facile che nei titoli di coda trovi il suo nome, si chiama Sergio. È un cavallo di razza. Io giovedì ero a casa di suo fratello per motivi che non c'entrano niente con questa cosa qua, e sono molto contento che un pioltellese lavori in questa associazione. Spero di poterne parlare anche con qualcuno lì in via Bellerio di questo ragazzo, perché è uno che merita. Ciao. Mi fa molto piacere, grazie Nando. Allora, alle 19:41 minuti e 33 secondi, noi ci avviamo alla conclusione di questa trasmissione, diamo un'occhiata alle agenzie, vediamo che cosa succede nel mondo. Ecco qua, Salvini alla Camera, da novembre un'escalation preoccupante di azioni contro le ferrovie, informativa del Ministro alla Camera, sostegno ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato e delle Forze dell'Ordine. Schlein si scusi per i disagi legati ai treni, l'unico spostamento che gli interessa è quello al Viminale. La Schlein sembra un disco rotto, andiamo avanti sempre con l'ANSA, Israele lancia l'operazione Muro di Ferro in Cisgiordania, Hamas esorta i palestinesi a combattere, Trump sospende per 90 giorni gli aiuti all'estero, ripristina la pena di morte federale. Atalanta Sturm Graz 1-0, gol di Matteo Reteghi al 12°, c'è la diretta poi sulla pagina dell'ANSA. Vediamo che cosa ha detto allora Salvini nella sua informativa. Eccolo qua, il 28 novembre 2024 alle prime ore del mattino nella sede legale di Italferes SpA alcuni soggetti si sono indebitamente introdotti nell'area aziendale destinata a parcheggio scoperto, provocando l'incendio di 17 veicoli aziendali e privati attraverso rapidissimo posizionamento di materiale infiammante. A distanza di soli 2 giorni, un altro incendio doloso che provoca l'incendio di 2 carcasse di autovetture già in parte distrutte precedentemente. 3 dicembre 2024, su alcuni blog di frange anarco-insurrezionaliste è stato rivendicato l'attacco incendiario. Da lì in poi abbiamo assistito a un'escalation preoccupante che non abbiamo mai voluto evidenziare in attesa di raccogliere informazioni più precise, quanto ha detto il ministro dei trasporti Matteo Salvini nell'informativa urgente alla Camera sulla situazione della rete ferroviaria nazionale. Esprimo il mio sostegno ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, agli uomini delle Forze dell'Ordine, ogni giorno impegnati in attività delicate. Allo stesso tempo voglio ringraziare il 500 milioni di viaggiatori che nel 2024 hanno scelto i treni del nostro paese, ha aggiunto il Ministro dei Trasporti. Consentitemi di evidenziare un altro aspetto, quello della manutenzione straordinaria. Nel 23 abbiamo aumentato le risorse per questo capitolo a 3 miliardi e 3, un incremento di rispetto al valore medio degli ultimi 5 anni che si attestava a 2,9 miliardi di euro. A questi si aggiungono circa 1,2 miliardi di euro che vengono contabilizzati ogni anno per la manutenzione ordinaria. In altre parole, stiamo lavorando perché questo Paese non può tollerare altri Ponte Morandi, ha detto il Ministro dei Trasporti. Bene, con questo noi concludiamo la nostra trasmissione. Domani ci sarà il meglio di Zoom con alcune interviste molto interessanti che avete, o se non siete riusciti ad ascoltarle, le potrete riascoltare domani sera tra le 18 e le 20. Dopodiché giovedì potrete vedere appunto la sintesi e la registrazione della presentazione appunto di 10, la grande paura dopo il 7 ottobre, il libro appunto su Israele che grazie a Anna Bonfrisco e il patrocinio della Fondazione Patrioti per l'Europa insomma ho potuto preparare e presentare domani all'Europarlamento di Strasburgo. Grazie per essere stati con noi ci salutiamo con George Benson, Gimme the Night 1980 e che dire di più che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.